Isa Dorigo è la candidata per la carica di governatore di Aquile dal Friuli. Allora, quali sono gli snovis dopo che le succedute con le votazioni? Si sono convinti di continuare sulla vostra battaglia per arrivare a chiappare, come si dice, la chiadre, mi si è consentito il termine di Trieste? Sì, un'evora determinata sono ridotta dopo dai risultati di queste politiche. Però mi permette, vedete che il disegno, il fronte autonomista in un certo senso è venuto fuori con i VS Ross, no? Sì, è stata un po' una delusione i risultati. Secondo me sono tanti motivi che possono spiegare queste robe. Prima di tutto perché è passato massa poco tempo per organizzarsi, per farsi conoscere, anche se le macchine, le loro macchine di propaganda sono state ben avviate, no? Ben organizzate. Probabilmente, come diceva il mio amico, un blogger conosciuto, gli autonomisti non hanno scaldato il cuore, tal senso che non hanno affrontato il problema delle questioni furlane, cioè hanno chiacchierato di 1000 argomenti, come che un po' di fa ogni idea e due lo fasi, ma le questioni furlane loro non hanno tocchiato, cioè lo hanno ecco, mi permetti, no? Ma per poter toccare il cur o come da una sdrondenata, vedo che stai chiacchierando per furlare, dando una sdrondenata per cercare di capire bene quali che sono i veri problemi dal Friuli. C'è messaggio, c'è roba bisogna dire al furlano per far capire queste robe. Bisogna chiacchierare dai problemi che sono in questi problemi delle comunità furlane, cioè le discriminazioni, per esempio, le non applicazioni delle leggi di tutela e di valorizzazione che sono però applicate per altre minoranze, per esempio che ogni di noi le slovene, ma sono in Trentino i ladini che hanno le trasmissioni televisive. Dopo bisogna dire la verità che i sloveni che sono di qua e vanno a chiacchierare di là non si capisce, ma quello è un altro discorso. Sì, no, io cercare proprio di applicazione delle leggi di tutela, cioè che bisogna mettersi in pratica e che fin come non sono né chi dal patto, né i politici, né chi che vengono dall'associazionismo, né chi che viene dal volontariato, cioè tutte queste che come si propongono come autonomiste, in effetti sono tanti anni che è sul territorio allora, e che sta lavorando, però non ha concluso praticamente. E allora, per concludere, Watris come Aquile dal Friuli sarebbe bisogna montare sul campo per di disgroppare questa situazione? Ma se Watris votare Aquile dal Friuli, io in particolare lei che mi conosce sa benissimo che io vuoi affrontare insieme a due miei tutti che altri Aquilis di risolvere finalmente il problema di discriminazione e di non applicazione delle leggi. Dopodiché si può chiacchierare di tutti altri argomenti, dall'economica all'università, insomma, dopo alla fine bisogna cercare di capire cosa fare, perché è facile parlare, ma poi perché altrimenti dalle Aquile si va a finire al Cocal e si sta un momento. No? Sì, bisogna stare attenti. Bene. Grazie alla nostra ospite, ripassiamo, questa sera abbiamo voluto fare così un po' la friulanità. No? Grazie. Grazie alla ospite, la linea torna a Pordenone.